In attesa che si possa finalmente tornare di persona a teatro, la Fenice non si ferma e permette a tutti gli appassionati di seguire gratuitamente da casa un'offerta musicale che non ha conosciuto pause. Sul nostro canale YouTube continua ad essere disponibile tutta la programmazione che abbiamo fatto in streaming durante l'inverno, fino all'ultimo Requiem di Mozart dello scorso Venerdì Santo, e da sabato, insieme alla diretta del Mandarino Meraviglioso, sarà disponibile anche l'Histoire de Soldat che facciamo in questi giorni al Teatro Mario. Béla Bartók compose il Mandarino Meraviglioso nei mesi successivi alla fine della Prima Guerra Mondiale. La prima rappresentazione del 1926 a Colonia, dove poi fu peraltro vietata dal sindaco, il futuro cancelliere tedesco Konrad Adenauer, perché il soggetto appariva troppo scandaloso. Non sarà la suite sinfonica, sarà l'intera musica che Bartók aveva scritto per una pantomima e che poi è divenuta un balletto che vede non solo la presenza dell'orchestra ma anche del coro. In questo caso è una delle partiture più spettacolari del Novecento. I prossimi appuntamenti sono con uno dei compositori italiani più famosi di sempre che con la Fenice aveva stretto un fecondo rapporto artistico, Giuseppe Verdi. Avremo due grandi solisti, Michele Pertusi, basso, e Luca Salsi, baritono, a cantare le loro pagine delle 5 opere che Verdi ha scritto espressamente per la Fenice, con orchestra e coro della Fenice diretti dal maestro Riccardo Frizza.